Bentrovati. Questi sono solo alcuni senatori che stanno riformando la Costituzione, politicanti con una statura etica e politica inadatta anche per modificare il regolamento di un condominio. Vi ricordate Penati, l'ex presidente della provincia di Milano e capo della segreteria di Bersani, quello che scelse la prescrizione in un processo per corruzione? Ebbene, in un altro processo che si sta svolgendo al Tribunale di Monza, in cui è accusato di aver incassato tangenti nel cosiddetto sistema Sesto, i democratici di sinistra, poi scioltisi nel Partito Democratico, hanno rinunciato a costituirsi parte civile, dopo aver precedentemente dichiarato il contrario. Sentite come giustifica in una intervista a Repubblica questa nuova scelta il legale rappresentante ed ex tesoriere dei democratici di sinistra, il senatore Ugo Sposetti. Domanda del giornalista: per quale motivo ora questa retromarcia? Sposetti: lo studio legale che ha seguito la vicenda ha presentato una nota, per adesso il reato è presunto. Giornalista: dunque ritenete l'ex presidente della provincia di Milano innocente? Risposta di Sposetti: Penati è un cittadino come tutti gli altri ed è un suo diritto difendersi. Non spetta a noi del DS ma ad altri soggetti stabilire la verità. Le dico di più, vuole sapere come andrà a finire? Come? Chiede il giornalista. Si concluderà il primo grado, poi andrà tutto in prescrizione, del resto alcuni reati del processo sono già prescritti, giusto? Io penso che queste risposte siano la prova provata della mancanza di etica e di senso delle istituzioni di questo senatore chiamato a riformare la Costituzione. Confondere poi i cittadini facendo intendere che la prescrizione è praticamente un'assoluzione è semplicemente osceno. E poi abbiamo Lucio Barani, quel senatore del gruppo di Verdini che nell'aula del Senato durante il dibattito sulla riforma costituzionale ha mimato un rapporto orale rivolto ad una senatrice del Movimento 5 Stelle, gesti che neppure nelle bettole più squallide vengono più ammessi. Già, Denis Verdini, il capo del nuovo gruppo Alleanza Liberal Popolare Autonomie, ex braccio destro di Berlusconi, uscito da Forza Italia con 5 processi penali in corso per reati gravissimi come bancarotta fraudolenta, corruzione, associazione a delinquere, truffa ai danni dello Stato. Accuse non male per essere la stampella di Renzi al Senato. Il Bullo di Firenze, a questo proposito, in più interviste ha detto, tra l'altro, di Verdini: non è il mostro di Loch Ness. Fa il bene dell'Italia. Frasi incredibili di un cinismo spaventoso dette da uno che voleva rottamare la vecchia impresentabile classe politica. E poi Vincenzo D'Anna, senatore del gruppo di Verdini, nonché amico dell'ex sottosegretario berlusconiano Nicola Cosentino, oggi detenuto nel supercarcere di Terni perché è accusato di fatti di camorra. Ecco alcune sue dichiarazioni che esprimono pienamente il suo livello culturale ed etico. Durante il primo passaggio al Senato della riforma costituzionale, ecco come la definiva quando era ancora berlusconiano. È una fetenzia, un'offesa alla democrazia che porterà in Senato dei reggicoda degli invertebrati. Ora che Verdini sta con Renzi, coerentemente dice: era ed è una fetenzia, una pessima legge, una riforma che metterà nelle mani di 2 o 3 capi bastone la vita del Parlamento e tutto il potere. Ma allora viene da chiedersi, se è così pericolosa per la nostra democrazia, perché la vota? Evidentemente solo per salvare la sua comoda poltrona. Oltretutto, solo pochi mesi fa questo individuo definiva Renzi un pessimo riformatore e un ottimo tiranno. Ecco, questi sono alcuni dei nuovi padri della patria che stanno partecipando alla distruzione della nostra Costituzione, emanata nel dopoguerra da una classe politica di grande spessore culturale, etico e politico, che esprimeva personaggi come De Gasperi e Calamandrei, mentre ora ci troviamo con una Boschi ed un Verdini. Vengono i brividi lungo la schiena a pensarci. Stanno riformando oltre 50 articoli di una Costituzione giudicata tra le migliori del mondo, sostenendo che era vecchia e aveva bisogno di una revisione, come si fa con i motori. A questi si potrebbe rispondere che negli Stati Uniti d'America hanno una Costituzione che ha oltre 200 anni e a nessun americano viene in mente di cambiarla. Comunque agli italiani rimane il referendum confermativo che si terrà l'anno prossimo e lì avranno la possibilità di bloccare questo obbrobrio renziano. Spero tanto che non cadano nell'errore di pensare al referendum come una perdita di tempo, credere cioè che con la Costituzione non si mangia e quindi disinteressarsene. Perché
ci piaccia o no, la Costituzione è la legge delle leggi e regola tutta la nostra vita di cittadini di questo Paese. Edoardo diceva, ha da passare a nuttata. Speriamo passi anche questa dopo il buio fitto del ventennio berlusconiano. Ci vediamo fra una settimana, giovedì prossimo. Cioè che con la Costituzione non si mangia e quindi disinteressarsene, perché ci piaccia o no, la Costituzione è la legge delle leggi e regola tutta la nostra vita di cittadini di questo Paese. Edoardo diceva, ha da passare a nuttata. Speriamo passi anche questa dopo il buio fitto del ventennio berlusconiano. Ci vediamo fra una settimana, giovedì prossimo.